Venezia stremata, 1 miliardo di danni secondo il sindaco Brugnaro, e per domani atteso un picco di marea di 1,60 m. Oggi la visita del ministro dell'Interno Lamorgese e del presidente del Senato Casellati, che dice tenere un faro puntato sulla città. Scattata la mobilitazione per aiutare il capoluogo lagunare in questo difficile momento, attivato il conto corrente e l'SMS solidale. Stamane a Pellestrina la commozione per i funerali di Giannino Scarpa, il 78enne morto fulminato da un cortocircuito mentre l'acqua aveva invaso la sua abitazione. Montagne e fiumi sotto osservazione costante, ma situazioni in lieve miglioramento nelle previsioni della Protezione Civile, attesa per la nuova perturbazione della serata di domani. Caldaia difettosa, 62enne muore intossicato dal monossido di carbonio nella sua abitazione, la tragedia nel Veronese. Ancora furti in casa, stavolta nell'abitazione dell'ex primo cittadino di Treviso, già europarlamentare e segretario nazionale della Lega, Giampaolo Gobbo. Lo hanno già definito il più grande policlinico d'Italia immerso nel verde, svelate le immagini e le caratteristiche della ristrutturazione dell'attuale ospedale di Padova, che affiancherà il nuovo polo di Padova Est. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3. In primo piano la situazione a Venezia dopo la nuova giornata di acqua alta ieri, che ha toccato i 154 centimetri. Oggi la marea si è fermata a 97 centimetri alle 11:25. Ma c'è preoccupazione per la giornata di domani, perché le previsioni parlano di un picco di 1,60 m alle 12:30. Intanto è tempo di fare una prima stima dei danni, siamo attorno al miliardo di euro. Quando tutto si asciugherà si potranno capire con precisione i danni arrecati dall'acqua alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha aggiunto dal governo ci sarà un primo stanziamento di 20 milioni di euro per gestire l'emergenza e far ripartire la funzionalità della città, le cabine elettriche, i pontili, i pontoni, e se non dovessero bastare sia il premier Giuseppe Conte che il ministro Paola De Micheli e il capo della Protezione Civile Borrelli mi hanno promesso ulteriori stanziamenti. Intanto oggi riunione operativa con il capo della Protezione Civile Borrelli e questa mattina a Venezia sono arrivati anche il ministro dell'Interno Lamorgese e il presidente del Senato Casellati, che hanno fatto un sopralluogo in città, e allora sentiamo come è andato in diretta con Anna Maria Parisi. Fatto adesso. Anna Maria, mi senti? Okay, questo vale. Almeno così ho capito. Vedo nel monitor Anna Maria, probabilmente non mi sente. Anna Maria, ci sei? Elisabetta Spitz. Sì, guarda che bella che c'è. Abbiamo un problema con il collegamento con Anna Maria Parisi, lo ripristiniamo a breve. Intanto continuiamo con il nostro telegiornale. Vi ricordo la gara di solidarietà partita subito nelle ore successive dalla marea straordinaria di martedì notte, con il conto corrente. Ecco quello che vedete in sovraimpressione per fare delle donazioni per aiutare la città di Venezia, e poi istituito anche dalla Protezione Civile l'SMS solidale, il 45500, anche in questo caso per fare donazioni per la popolazione di Venezia. I soldi saranno inviati alla Protezione Civile, che poi li smisterà secondo le esigenze. Vediamo se siamo in grado di ripristinare il collegamento con Anna Maria Parisi da Venezia. Anna Maria, mi senti? Sì, Francesca, ti sento. Buongiorno e buongiorno ai nostri telespettatori. Com'è andata Dunque, oggi, Anna Maria, la visita? Anticipavi tu. Sì, il ministro Lamorgese è appena entrata proprio qui al Conservatorio Benedetto Marcello. Abbiamo anche già appena fatto un'intervista, non so se siamo in grado di mandarla subito dopo questo collegamento con la ministra, e in sintesi anche lei ha detto che bisogna rifinanziare la legge speciale, perché Venezia non deve essere lasciata sola, soprattutto in questo momento con questa emergenza che, lo ricordiamo,
ricordiamo, prevede uno stato d'allerta anche per la giornata di domani, domenica, con la minima prevista per alta marea che è stata stimata dovrebbe essere intorno ai 155-160 sopra il medio mare verso le 12. Quindi conosco già questa città da quando ero prefetto qui, ha detto la ministra, la Lamorgese. Certo, ha aggiunto, sono venuta qui proprio perché amo questa città e perché voglio dare con la mia presenza una manifestazione attiva del governo che è presente e che non abbandonerà né Venezia né le sue attività con i suoi artigiani. Mi piange il cuore, ha proseguito, vedere come sia andata tutta sott'acqua, ci vuole rispetto, ha proseguito, e così anche per quanto attiene alle attività turistiche. Allora, prima dell'intervista con la ministra Lamorgese, ricordiamo c'è stato anche l'intervento con la presenza del terza carica dello Stato della Veneta, della Padovana, Elisabetta Casellati, Presidente del Senato, che appunto con un fil di voce diceva quanto adesso ci voglia nel concreto un impegno fattivo, ribadendo sia lei che la Lamorgese che i 20 milioni stanziati adesso sono soltanto una piccola parte di un indennizzo che comunque Venezia attende nel concreto. E ancora, quindi c'è stato tutto questo avvicendarsi di politici qui a Venezia per gestire anche una situazione emergenziale, anche se a detta di tutti va finito il Mose, quest'opera faraonica per la quale si sono spesi tantissimi soldi, tantissimi miliardi, e che ancora non è stata completata. Opera che, lo ricordiamo, va ultimata e per la quale era previsto anche lo scorso 4 novembre, che non è stato attuato, una prova tecnica, e motivo per il quale poi ci sono state anche delle piccole contestazioni sempre oggi in Piazzale Roma all'arrivo sia della Casellati, del Presidente del Senato, che del Ministro Lamorgese. Se hai domande da studio, volentieri. Grazie Anna, ti lasciamo continuare questo tour insieme al Ministro Lamorgese, naturalmente tutta la cronaca della visita sia del Ministro che della Presidente del Senato Casellati nelle edizioni dei nostri telegiornali. Grazie ancora ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per questo puntuale aggiornamento sulla situazione a Venezia, mentre da Venezia ci spostiamo a Pellestrina, dove questa mattina è stato dato l'ultimo commovente saluto a Giannino Scarpa, il 78enne morto martedì notte, folgorato mentre tentava di mettere in salvo le cose di casa invasa dall'acqua alta. A seguire per noi i funerali c'è Lorenzo Maier, al quale cedo subito la linea. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a voi telespettatori. Dunque la cerimonia si è conclusa proprio da pochi minuti. Oggi per Pellestrina è il giorno del lutto, ma anche della solidarietà. Il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, a sorpresa è voluto venire a presiedere le esequie dello sfortunato muratore che è rimasto folgorato mentre cercava di proteggere la sua abitazione dall'acqua alta. Tantissima gente, grande commozione tra le autorità, la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia Ermelinda Damiano, il delegato del Sindaco alle Isole Alessandro Scarpamanta e il Presidente della Municipalità Gianni Carella. Il Monsignor Tessarollo nella sua omelia ha voluto richiamare il senso di comunità e dell'aiuto reciproco in questo momento così delicato per la popolazione, mentre a margine della celebrazione anche il delegato del Sindaco ha voluto lanciare un accorato appello affinché si trovino delle soluzioni definitive che permettano all'isola di non vivere più un incubo come quello di queste ore, di questi giorni. Oltre che del lutto, oggi è anche la giornata della solidarietà e della speranza. Dal Lido stanno partendo e sono tuttora in corso delle iniziative di solidarietà, tra queste quella della Proloco. In Gran Viale abbiamo visto tantissima gente che è arrivata per donare degli aiuti, degli elettrodomestici, per fare delle offerte
delle persone in difficoltà. Anche il mondo del calcio si sta muovendo per Venezia, in questo momento così delicato. Il Chievo Verona in particolare ha annunciato che la partita di sabato prossimo l'incasso verrà interamente devoluto alla città e la squadra del Chievo Verona giocherà con una maglietta apposita pensata per questa occasione per Venezia, che poi presumibilmente verrà messa all'asta e il ricavato verrà sempre devoluto per la città. Per Palestrina c'è grande commozione, grande partecipazione, ma anche grande preoccupazione per l'acqua alta che è prevista ancora domani a 1,60 m. Ricordiamo che se si confermasse questa previsione certamente l'isola andrebbe di nuovo sott'acqua. Per fortuna le pompe della protezione civile e dei vigili del fuoco in questi giorni arrivate a soccorrere sono ancora qui, quindi probabilmente verrà realizzato già da questa notte un sistema di soccorso. Se non avete domande dallo studio, ci sentiamo. Grazie a Lorenzo Maier e buon lavoro anche a te. Come ha detto il collega, Pellestrina è finita sott'acqua nei giorni scorsi, ma momenti drammatici anche nelle altre isole, da Burano a Pellestrina appunto, e anche Chioggia è finita sott'acqua. Anche ieri è stata una giornata difficile con negozi e case letteralmente invasi dall'acqua uscita anche dagli scarichi. La cronaca della giornata di ieri. Tutto di nuovo allagato qui a Chioggia. Tutto di nuovo come al solito, no? Dopo 7 miliardi spesi per niente, siamo sempre così. Questa è casa mia e questo è il risultato dell'acqua alta. Qui ci sarà almeno più di mezzo metro d'acqua. Qui c'è, sì, 40 centimetri d'acqua. C'è ancora il segno, si vede. Sì, si vede. Si vede. Guarda. Questo è il segno dell'altro giorno? Sì, quando c'è stata la bufera, diciamo, ecco. È arrivata là, come nel 66. Qui siamo a casa, siamo in una casa privata, a casa del signor Salvino. Vediamo gli scalini sono andati sott'acqua e uscendo addirittura il livello dell'acqua dal canale ha raggiunto la strada. Ok, qui in Corso del Popolo l'acqua è andata oltre al livello dei miei stivali, quindi ormai zeppa, fradicia. Cerchiamo di raggiungere il comune. Adesso c'è la previsione di 1,60 m? Dovrebbe essere passato perché era le 11:30, 1,60 m. Adesso sta scendendo l'acqua. E dobbiamo essere sempre qua, sempre. Però le idrovore nei negozi sono fondamentali, insomma. A spese nostre salviamo il nostro capitale, anche perché l'entrata è lunga, dietro abbiamo lavatrici, congelatori. Stiamo aiutando anche il ristorante, perché se aspettiamo le autorità stiamo freschi. Con i commercianti di Corso del Popolo rimasti letteralmente allagati, un altro luogo simbolo di Chioggia, la pescheria, andata completamente sott'acqua. Ti dà molto sconforto attraversare questa zona della pescheria che normalmente è sempre gremita di gente, e questa è una delle anime di Chioggia. Sentite anche come la pioggia battente continua incessantemente a ricoprire il territorio già di per sé devastato dall'acqua alta. Chi ieri ha seguito la nostra lunga edizione straordinaria per documentare la marea eccezionale avrà visto le immagini della troupe impegnata nelle riprese del film con Stefano Accorsi e Valeria Golino, troupe che poi il sindaco proprio ai nostri microfoni ha annunciato di aver allontanato. Ma allora ricostruiamo quanto accaduto ieri a Venezia in una piazza San Marco sommersa dall'acqua alta. Noi siamo in diretta su Antena 3, stiamo documentando. Non si può, dovete andare di là a farlo. Qui stiamo girando sul grande. Si sta girando il film. Ecco, qua si sta girando proprio a ridosso di Piazza San Marco, al sottoportico di San Geminian, il film con Valeria Golino e Stefano Accorsi, che ho provato a
ad avvicinare, ma la produzione ci ha allontanato anche, devo dire, in malo modo. Quindi la scena è un po' surreale. In una piazza stanno girando nonostante la situazione e devo dire che non ci hanno trattato nemmeno tanto bene, però adesso provo magari ad avvicinarli quando terminano la scena. In una piazza San Marco sommersa dall'acqua, the show must go on, si potrebbe dire, e quindi insomma non so, resto un po' perplesso, devo essere sincero. C'è Valeria Golino, ecco Valeria Golino. Ecco. Vediamo, io provo ad avvicinarla, sì. Sì, assolutamente. Signora Golino, siamo in diretta su Antenna 3. Cosa ne pensa di questa Venezia ferita? Beh, ferita, sì. Come no? Fa male? Beh, certo. Ecco, sì Nicola, non è... Sì, però allora, ho bisogno che voi andiate di là, ho bisogno che non intervistiate l'attrice, noi stiamo lavorando. Sono qua che mi fanno le onde dentro il negozio, mi buttano l'acqua dentro la vetrina, io non so che gli ha dato il permesso di fare sta cosa, sta pagliacciata. Cioè, è questo il rispetto che hanno per noi? Scandaloso, come se non bastasse. Guarda, mi buttano l'acqua dentro il negozio, dentro la vetrina. Vabbè, per fare il filmetto. Lei ha parlato con qualcuno della produzione? No, sì, non ti rispondono neanche, figurarsi. Sono troppo impegnati a fare il loro filmetto. Prima ho mandato via una troupe televisiva che stava facendo un film, questi sono venuti a fare lì a volte, li abbiamo mandati via. E gli abbiamo detto vai via, andate via, ha detto quando possiamo riprendere, fa scuro. E li ha mandati via quindi, perché noi prima siamo stati là e siamo stati cacciati anche in malo modo. Li ho mandati via io, siamo andati via perché ho detto che si vergognano. E quelli sono quelli che vogliono raccontare la Venezia che non c'è. Sarebbero i famosi partito del no, dei rancorosi, quelli che sono sempre tutto loro, gli scienziati, seori, prepotenti, arroganti e ignoranti. Quindi li ha mandati via proprio cacciati? Cacciati, li abbiamo cacciati, con la polizia, con le forze dell'ordine li abbiamo mandati via tutti. Una certa soddisfazione anche. Ma Valeria Golino, Stefano Corsi gli hanno detto qualcosa? Non me ne frega niente cosa dicono, non so cosa mi hanno detto, posso dirgli soltanto che si vergognano. Su quanto accaduto è intervenuto anche il produttore del film Sei tornato, con appunto accorsi e Golino, il produttore Roberto Sessa, che ha dichiarato: abbiamo scelto questa città incantevole e unica come set naturale per girare il nostro film. Non appena ci siamo resi conto dell'aggravarsi della situazione, continua Sessa, abbiamo deciso di interrompere volontariamente e tempestivamente la lavorazione per evitare di ostacolare eventuali interventi dell'amministrazione locale legati al ripristino delle condizioni di vita dei cittadini veneziani, ai quali va tutto il nostro sostegno. Adesso è il momento di separarci per pochissimi istanti di pubblicità e poi torneremo ad aggiornarvi sulla situazione nel Trevigiano e nel Bellunese. Restate con noi. Rieccoci in diretta, come anticipato prima della pubblicità, nuovi aggiornamenti dal Bellunese e dal Trevigiano. Partiamo proprio dalla Marca Trevigiana, dove il Piave è osservato speciale, in alcuni punti nelle aree golenali è fuoriuscito. È così Lucio Zanato in collegamento insieme al sindaco di Ponte di Piave Paola Roma. A voi la linea, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3, alle nostre spalle, io sono con il sindaco Paolo Roma, come hai giustamente detto, alle nostre spalle c'è il Piave, siamo qui nella zona di Sant'Andrea di Barbarana e questo è il punto dove il Piave ha cominciato a riprendersi lo spazio. Sindaco, allora subito le informazioni a chi vive in Golena. Allora, stiamo tenendo monitorata la situazione, chiaramente si è molto abbassata rispetto a quella che era la portata, siamo a 750 in calante, chiaramente ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore, quindi chiediamo alle persone di essere sempre reperibili. Noi abbiamo aperto già ieri sera il COC proprio perché a 700, quando c'è stato il momento di incremento, abbiamo voluto aprire e quindi abbiamo chiamato i cittadini e li abbiamo informati. Chiedo loro chiaramente di essere reperibili per dargli nuovi sviluppi che verranno dati anche con la messaggistica. Ecco, a proposito della gente dentro la Golena, noi ne abbiamo incontrati questa mattina, tantissimi hanno già portato su il materiale. Sì, è un'indicazione che avevamo dato anche noi ai cittadini di Ponte di Piave proprio ieri sera, poiché sapevamo che probabilmente questa mattina, come
come appunto è successo, c'è stata proprio l'entrata in guardia da parte appunto del Genio Civile, sono stati chiusi alcuni manufatti, ma in questo caso devo dire veramente che i lavori anche fatti a valle hanno consentito un deflusso importante dell'acqua, quindi davvero anche questo intervento è stato veramente anche di insegnamento, di controllo anche di noi dei lavori che sono stati fatti proprio anche a valle. Voi avete i bollettini costanti, avete in mano la situazione anche meteorologica, cosa c'è da aspettarsi nelle prossime ore? Sicuramente ci saranno degli sviluppi ma molto più avanti, nel senso non in queste successive ore ma forse in tarda serata, e quindi chiediamo ai cittadini di essere reperibili, soprattutto io parlo per i cittadini di Ponte di Piave, perché anche con la messaggistica daremo delle informazioni a loro. Senta, il momento più critico? Lo avevamo preventivato ieri sera, per fortuna non è successo così critico, però siamo arrivati sugli 850 e quindi con Ponte di Piave che già a 700 è in criticità eravamo molto preoccupati, e chiaramente l'informazione è fondamentale per i cittadini. Nelle prossime ore è il punto più critico nella notte o le prime ore di domenica? Dobbiamo vedere gli sviluppi, ma chiaramente saranno sicuramente dalla serata in poi da tenere monitorato. Ultima cosa, il Piave sta defluendo, l'abbiamo visto veramente correre veloce. L'Adriatico riceve, insomma. Sì, quello che risulterebbe, questo è quello che ci risulta dai dati. È quello che speriamo tutti quanti. Se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato e al sindaco di Ponte di Piave Paola Roma. Ci sono degli aggiornamenti infatti del bollettino meteo da parte del centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, alla luce del lieve miglioramento che fino alle 20 di questa sera riduce da rossa, ovvero stato di allarme, ad arancione, stato di preallarme, la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto, in altri bacini idrografici l'allerta rimane gialla. Una nuova fase notevolmente perturbata è attesa dalla sera di oggi al pomeriggio di domani, domenica. Andiamo a vedere adesso invece nel bellunese, facciamo il punto con Tiziana Bolognani a partire dalla paura nel Feltrino per il fortissimo vento di ieri sera. Buongiorno Tiziana, a te la linea. Sì, buongiorno da Belluno, subito vi mostriamo le immagini del vento fortissimo che si è abbattuto ieri sera sul Feltrino, qui ne vedete le conseguenze in centro a Feltre, vento che ha causato lo scoperchiamento di un fabbricato in via Panoramica che è volato sulla sede stradale e ha colpito un'auto in transito, sotto shock il conducente della vettura che è stato portato cosciente al pronto soccorso del Santa Maria del Prato. La strada è stata riaperta già in serata e questa mattina è stata messa in sicurezza con la rimozione dei detriti. Un'altra casa è stata scoperchiata nella frazione di San Zan dove stanno intervenendo i vigili del fuoco e i problemi sono stati segnalati nella zona industriale di Villa Paiera. Per ora non piove, i corsi d'acqua sono sotto controllo. A Belluno uno smottamento si è verificato nella prima periferia della città, in via Coldarenna, il personale del comune ha già provveduto a liberare la strada. I problemi più importanti invece ieri sera ad Auronzo, lungo la strada che porta a Misurina, località isolata fino a questa mattina, quando vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile sono riusciti a liberare la provinciale dagli alberi caduti tra Palus, San Marco e Misurina. L'intervento è comunque ancora in corso, i mezzi di emergenza possono transitare tranquillamente, isolati però ieri sera gli ospiti e le famiglie del Pio XII dove attualmente ci sono 16 persone, tutti fortunatamente stanno bene. È passata tranquilla la nottata in Alpago dove è alta l'attenzione per la frana di Schiucazza. È chiusa la 251 della Valcellina per l'esondazione dell'omonimo torrente. I comuni di Erto, Cimolais e Casso sono raggiungibili soltanto dal Cadore e in caso di emergenze sanitarie, grazie a un protocollo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, interverrà il personale della provincia di Belluno. È chiusa per neve la 51 di Alemagna tra Dobbiaco e il passo Cimabanche. Il maltempo concede al momento una tregua, ma lo scenario previsionale è pessimo a partire dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domenica. In provincia di Belluno la FIGC ha sospeso le partite di calcio in programma domani, annullata in città la tradizionale fiera di San Martino. Per ora da Belluno è tutto. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani.
Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo, andiamo nel Veronese, a Badia Calavena, con la tragedia che si è consumata, una 62enne morta intossicata dal monossido di carbonio nella sua abitazione. I vigili del fuoco hanno accertato che le esalazioni sono state generate da un malfunzionamento della caldaia. Sul posto anche i sanitari del SUEM che hanno tentato di rianimare la 62enne, ma per lei ormai non c'era più nulla da fare. Un'altra persona che si trovava in casa è stata trasportata all'ospedale di San Bonifacio. Continuiamo con la cronaca. 94enne raggirata, ipnotizzata e derubata da finti tecnici del gas. Un nuovo colpo nel Padovano. Hanno aspettato che fosse sola in casa, l'hanno ipnotizzata e derubata, vittima dell'ennesima truffa dei finti tecnici del gas, una 94enne di Albignasego. L'anziana signora venerdì mattina era sola in casa perché la badante con cui vive era uscita per delle commissioni. Alla porta hanno suonato due sconosciuti che si sono qualificati come tecnici del gas. La signora si muove con il bastone, le sue condizioni di salute sono precarie, già 2 anni fa era stata derubata in casa. I 2 uomini pare le abbiano fatto una sorta di ipnosi e la signora non è più riuscita a reagire. Le hanno così sfilato tutti gli ori, la fede nuziale, anelli, bracciali e una collana. La scusa quella di metterli in frigorifero per evitare che si rovinassero a causa della fuga di gas. Dopo averla derubata, i 2 uomini si sono allontanati, lasciando la 94enne sola e mortificata. I familiari hanno allertato i carabinieri della compagnia di Abano Terme, che ora stanno indagando. Ancora furti in casa nel Trevigiano, stavolta i ladri sono entrati nell'abitazione dell'ex sindaco di Treviso, già europarlamentare e segretario nazionale della Lega, Giampaolo Gobbo. L'ex sindaco di Treviso ed ex segretario veneto della Lega Giampaolo Gobbo, 70 anni, vittima dei ladri che sono entrati nel suo appartamento di Largo Molino a Fontane di Villorba, in località Chiesavecchia, riuscendo a scappare con un bottino ingente, 6.000 euro in contanti, oggetti preziosi e anche 3 pistole a uso sportivo regolarmente detenute, insieme a circa 200 tra proiettili e munizioni. L'ex primo cittadino del capoluogo ha rischiato di ritrovarsi faccia a faccia con i malviventi che gli sono entrati in casa. Gobbo è infatti rincasato prima dell'orario consueto. Quando ha aperto la porta dell'appartamento si è reso conto che all'interno c'era qualcuno e l'ha subito richiusa. I ladri sono scappati a piedi, ma nel tempo trascorso all'interno dell'abitazione, prima dell'arrivo del padrone di casa, erano riusciti ad aprire con il flessibile 2 cassaforti e a mettere a soqquadro tutte le stanze. Sul posto i carabinieri di Treviso, ai quali potrebbe arrivare un aiuto per risalire ai responsabili, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Voltiamo pagina, lo hanno già definito il più grande policlinico d'Italia immerso nel verde. Svelate le immagini e le caratteristiche della ristrutturazione dell'attuale ospedale di Padova, che nei prossimi anni affiancherà il nuovo polo di Padova Est, garantendo prestazioni di eccellenza sanitaria a tutto il Veneto. Ecco l'ospedale del futuro, le parole scelte dall'azienda ospedaliera di Padova per presentare ai padovani e a tutti i veneti la nuova versione del vecchio ospedale. Un moderno ospedale con 900 posti letto. Le previsioni dell'accordo di programma, che verrà sottoscritto a breve tra Comune di Padova, Regione, Provincia, azienda ospedaliera e università, riguardano infatti anche la riorganizzazione complessiva dell'area di via Giustiniani, insieme al grande intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova Est San Lazzaro. Alcune funzioni appunto migreranno verso il nuovo ospedale e quindi il vecchio verrà adeguato sia a livello funzionale che strutturale, tenendo conto anche degli aspetti di tutela dei beni monumentali che lo circondano, ovvero le mura storiche. La nuova progettualità, che si vede nei rendering diffusi dall'azienda ospedaliera, mostra infatti la tutela del sistema delle mura con il corretto ripristino del bastione Cornaro e la realizzazione della passeggiata di circuito e la visualizzazione della cinta muraria dall'esterno, liberando l'area degli edifici che la oscurano. Una risposta, insomma, a tutte quelle associazioni che nelle scorse settimane si erano schierate a sostegno delle mura e contro la nuova pediatria, senza conoscere il progetto e senza considerare il fatto che attualmente i bambini malati e le loro famiglie sono curati in spazi non adeguati. Nel nuovo progetto invece sono previsti 300 posti letto per il polo della mamma e del bambino e oltre 500 posti letto nel rinnovato edificio del Policlinico e nel centro Gallucci, altri 100 invece nel nuovo edificio del pronto soccorso che verrà realizzato a fianco del Policlinico. Si parte entro il 2020. Verrà demolito inoltre l'edificio vetusto del monoblocco e verrà liberata la zona tra le mura e via Gattamelata, potenziando gli spazi verdi. Anche l'area del Giustinaneo e gli edifici di via San Massimo verranno ristrutturati per ospitare ambulatori.
Soddisfatto il presidente della regione Luca Zaia. Il giustinianeo rappresenta l'altra faccia di una medaglia che non ha rovescio. Su un lato il nuovo Policlinico Universitario di Padova Est, sull'altro un ospedale cittadino senza pari, dice Zaia. Soddisfatto anche il sindaco Giordani, che plaude al grande lavoro di squadra. Il direttore dell'azienda ospedaliera detta i tempi: la riqualificazione di pediatria e del parco avverrà entro il 2023. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Bentrovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo, l'intensa perturbazione giunta sul nostro territorio si farà sentire anche nella giornata di sabato 16 novembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni diffuse localmente anche intense e abbondanti, specie in serata e in nottata. Limite iniziale delle nevicate sui 1000-1200 metri, poi a quote più elevate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 12 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una giornata con il cattivo tempo, avremo infatti temporali sin dal mattino, localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove peggiorerà anche qui con temporali via via più diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 7 e gli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.